Buon pomeriggio da Marino Firmani e benvenuti alla terza puntata di Dialoghi a Canestro. Stiamo trasmettendo dalla web TV Esplora e Ama e precisamente dallo studio Record Space di Città Fiera. Oggi a Dialoghi a Canestro, dopo aver ospitato nelle precedenti puntate il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro del Friuli Venezia Giulia, Giovanni Adami, e il vicepresidente di una commissione importante dei regolamenti federali, Eugenio Crotti, iniziamo con la presentazione dei presidenti delle società sportive di vertice che calcano i parquet della nostra regione. Non potevamo iniziare con la 1 e quindi abbiamo l'onore di avere come ospite il presidente della Pallacanestro Trieste, Mario Ghiacci. Benvenuto Presidente, grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Presidente, anche quest'anno c'è la convinzione che la squadra di Trieste regalerà alla città grandi soddisfazioni, una città che vive di basket quotidianamente, facendo gioire un pubblico esigente, caldo e competente anche. Sono partiti Matteo Daros, Alviti a Milano, è stato confermato Marco Delia, è stato inserito a pieno titolo Campogrande e Fabio Mian, che viene proprio dal nostro territorio. Il piacere di vedere sulla panchina Franco Ciani, un allenatore stimatissimo, amatissimo da tutto lo stivale, da Trieste ad Agrigento, un allenatore friulano applaudito dal pubblico triestino. E poi gli americani, Sanders, Banks, Conate, si stanno rivelando molto vincenti. Siamo a 2 gare vinte, 2 gare perse, passando attraverso una delle squadre che hanno il roster e il budget più alto, più importante, ovvero sia Bologna. Un grande esordio al Palla Rubini battendo Brindisi allo scadere per 2 punti, poi in 3 giorni 2 trasferte, purtroppo la sfortunata trasferta di Pesaro e la vittoria in casa contro Brescia per arrivare alla partita al Paladozza di domenica scorsa. Come vedi, Presidente, questa partenza del campionato di Trieste? Sei soddisfatto? Certamente sì, certamente sì. Della carne al fuoco ne hai messa, direi, in questo momento. E quindi no, sono molto soddisfatto per quello che sono i risultati fino ad oggi. Non ultimo, anche sono soddisfatto fondamentalmente di una sconfitta che abbiamo perso domenica a Virtus Bologna, Segafredo, e giocando però una buona partita, una buona gara contro una squadra che in questo momento è fortissima, però anche noi abbiamo fatto la nostra, come dico io, sporca figura. E quindi adesso avremo 2 partite molto importanti che, come dirò ai ragazzi oggi finito l'allenamento, stasera riuscirò a parlare con loro e gli dirò che ne prendiamo una alla volta, ma sono fondamentali tutte e 2, quella con Crotone e quella con Napoli, perché dobbiamo continuare con questo trend, perché il campionato di A1 ogni anno riserva delle sorprese e ci vuole un attimo, esperienza insegna, purtroppo proprio qua a Udine, a trovarsi invischiati in zone pericolose che poi fanno perdere la serenità, la tranquillità, i risultati, e quindi subentrano tante variabili che poi dopo sono difficili da gestire. Quindi dobbiamo continuare così, dobbiamo essere consci della nostra forza, perché secondo me la nostra squadra è forte, allenata molto bene da Franco Ciani, sul quale abbiamo fatto un investimento importante, nel senso che lui e lo staff tecnico praticamente è stato confermato, perché dal secondo allenatore è diventato primo, il terzo è diventato secondo, abbiamo dato continuità in questo senso, che è un po' quello che abbiamo voluto fare quest'estate. Quest'estate abbiamo fatto anche cambiamenti, nel senso che abbiamo rinnovato, va un po' di moda questa parola in questo periodo, però il rinnovare vuol dire cambiare certi giocatori che magari erano dei pilastri del nostro gruppo, lo sono stati per questi anni. Ne approfitto per ringraziarli perché hanno fatto un lavoro incredibile, tutti hanno avuto le loro soddisfazioni, di fermi non ce n'è nessuno, cominciando dall'allenatore che sta facendo il dirigente in una squadra super blasonata che è Eugenio Damasson come Venezia, Matteo Darò sta giocando in una squadra a Cantù dove sarà la pretendente, penso proprio contro Udine, per venire in A1, e quindi tutti i giocatori. Coronica ha trovato una buonissima... Alviti fa l'Eurolega. Alviti addirittura fa l'Eurolega, e quindi, come dicevo, tutti i giocatori hanno avuto le loro soddisfazioni. Noi abbiamo fatto un cambiamento, abbiamo rigiovanito,
per dare futuro, perché dobbiamo guardare il lavoro del dirigente. Per quanto mi riguarda, io sono un presidente, io lo chiamo presidente operativo, nel senso che sono più un direttore generale che un presidente, ma per necessità faccio il presidente, però non è il mio ruolo è sicuramente quello di fare il direttore generale di questa società e programmare quello che può essere il futuro di questa società. E la Pallacanestro Trieste deve avere futuro in un momento difficilissimo dal punto di vista economico, anche se è tutto in ripartenza, ma noi anche in questo caso siamo a ruota della ripartenza. Abbiamo pagato per primi la fermata e speriamo di incassare la ripartenza nel più breve tempo possibile. Direttore generale, presidente, con capacità di programmazione, perché non è un caso che oggi Franco Ciani sia il primo allenatore. Io ho partecipato a qualche partita l'anno scorso al Palla Rubini e notavo che c'era già un passaggio di consegna. Ricordo degli ultimi minuti time out gestiti da Franco Ciani che si sono rivelati anche decisivi, quindi un rinnovamento programmato che vi ha permesso di ringiovanire tutto l'ambiente. Certamente sì. E qua devo dar merito a Eugenio, che ha voluto Franco Ciani 2 anni fa, quando abbiamo pensato di rinnovare, anche in questo caso di inserire un allenatore praticamente formato, e proprio perché anche Eugenio vedeva in lui, aveva lavorato nella nazionale Under 20, aveva già lavorato in diverse società insieme, quindi lo conosceva molto bene e lo ha fondamentalmente voluto lui, perché io tendo sempre a gestire l'area tecnica, diciamo, dando grandissime responsabilità e grande carta bianca all'allenatore, appoggiando le sue scelte, discutendole, questo sì, questo non è, fa parte proprio del mio modo del mio know-how, del mio modo di lavorare, però la responsabilità dell'area tecnica ce l'ha l'allenatore. Su tutto quello che è e concretizzando quelli che sono gli obiettivi che ci poniamo. Torniamo al Paladozza. A fine gara ho visto le interviste di Scariolo. Scariolo ha fatto i complimenti a Trieste e ha riconosciuto di avere giocato con poca continuità in difesa. Nella partita contro Trieste hanno esordito Mannion e poi è apparso anche questo Cordinier dimostrandosi all'altezza della squadra. Hanno proprio esordito contro Trieste. Franco Ciani invece soddisfatto perché vede una squadra che dimostra di avere una propria identità, evidenziando che in diversi momenti avete limitato le loro azioni in campo aperto. Secondo te l'identità della squadra è già emersa in queste prime 4 gare? Non del tutto. Io sono convinto che questa possa essere una squadra che ci dia delle grandi soddisfazioni, ma ribadisco, non deve avere delle grandi pressioni. L'abbiamo visto anche nella Supercoppa, dove all'inizio abbiamo fatto molto bene a Trento, poi è venuta Quattrotona, ci ha messo in difficoltà, abbiamo perso in casa, poi siamo andati fuori, abbiamo rivinto, poi abbiamo riperso in casa. Cioè, è una squadra che secondo me ha bisogno di continuità, è stato cambiato molto, sono stati cambiati 6 decimi di questa squadra, quindi è chiaro che deve trovare un'amalgama, deve trovare continuità nelle situazioni. E la partita con la Virtus per me è pericolosissima. Come ho detto prima, io parlerò alla squadra stasera proprio perché non voglio che, vi faccio un esempio, Varese domenica scorsa ha perso di pochissimo con Milano in casa e domenica ha preso 20 punti a Cremona. Cremona è una buona squadra abituata a lottare per salvarsi, eccetera, quindi con delle caratteristiche particolari, ma 20 punti sono tanti quando hai combattuto con Milano ad armi pari. Ecco, noi domenica viene Tortona, che è una squadra più forte di Cremona, e abbiamo sicuramente una partita molto delicata, perché non vorrei che andassimo alla partita dicendo abbiamo fatto con Virtus così bene, vedrai che adesso Tortona ci passiamo sopra. No, non è così in questo campionato. Quindi è giusto alimentare le motivazioni, è giusto mantenere una concentrazione. Certamente, perché prendere l'avversario per quello che è sempre un avversario forte, perché in A1 di squadre deboli non ce n'è. Ecco, la partita al Paladozza, io l'ho vista tramite i vari circuiti televisivi. Diciamo che
ci sono stati degli episodi, vi siete avvicinati ai 6 punti di distacco, anche 4 molto spesso, però c'è stato un episodio che vorrei commentare insieme a te per capire poi come lo gestite questo episodio. Adesso non so se si legga Conate o Conate. Conate ha preso un tecnico, potevate andare a -4 al terzo quarto, mi sembra, e poteva essere decisivo da un punto di vista dell'inerzia sportiva. Allora, come affronterete questa ingenuità? Allora, intanto questo è un problema che noi abbiamo in questo momento. Il fatto che Conate venga visto come un giocatore dal mondo arbitrale dispettoso, provocante, eccetera, si è messo addosso questa etichetta durante il precampionato e oggi se la porta dietro. Perché domenica è vero che lui, ma si vede benissimo dal secondo filmato, era stato ammonito e quindi questo lo mette già nell'angolo, nel senso che deve stare attento perché dal momento in cui ti ammonisco, alla prima che mi fai ti do tecnico e questo modifica tutta la sua partita. È vero che il signor Conate però ha avuto un gesto di autocarica, io la leggo così, non di provocazione, come ha avuto Ali Begovic e come ha avuto il loro pivot che è venuto dall'NBA dopo che ha fatto un'azione simile. Quindi, però, a loro due niente, a noi tecnico. Ti ripeto, apro una parentesi a favore del mondo arbitrale perché credo che sia onesto farlo, e il fatto di essere stato ammonito lo doveva mettere in attenzione su una cosa di questo tipo. Però facendo così io credo che togliamo anche il bello di quello che è la pallacanestro, perché se questi giocatori che fanno gesti spettacolari come Conate, un giocatore che per me è buonissimo, un giocatore che è una scoperta che abbiamo fatto quest'estate, che Franco ha voluto e devo dirti che sono oltretutto è un bravissimo ragazzo, serio, corretto, bravo, educato, che non è così semplice, sono tutti quegli aggettivi che in certi giocatori non è che li trovi così comprandoli al supermercato. Lui li ha proprio e quindi mi dispiace che questo venga visto in questo modo. Ritorno al discorso principale che non togliamo lo spettacolo a uno spettacolo che deve stare dentro certe regole, va bene, ma giocatori così vanno lasciati anche un attimo a briglia sciolta, perché dobbiamo fare dello spettacolo se vogliamo che la gente torni a palazzo. Certo. E qua ti do l'assist per andare su un altro argomento. Sì, prendo l'assist, però concludo anche dicendo che Conate è un ragazzo che ha una grande potenzialità, un grande entusiasmo e questa energia la trasmette al pubblico con le sue gesta. E i suoi compagni. È stato bravo Franco a toglierlo subito e immagino che cosa gli abbia detto in panchina. Perfetto. Appena l'ha tolto. Certo, quindi da questo episodio sicuramente crescerà. Io mi auguro. Come deve crescere il pubblico, perché il pubblico a Trieste è un pubblico che riempie il Palarubini, l'Allianz Arena, e ci auguriamo che le regole permettano quanto prima di poter riempire il palazzo e ci auguriamo che il pubblico si riavvicini, anche se deve tenere la mascherina durante la partita, che si riavvicini al Palarubini. Come vedi in prospettiva l'ingresso del pubblico al Palarubini? Allora, guarda, qui vorrei fare un po' di storia sul pubblico della Pallacanestro Trieste. Noi diciamo che la media delle nostre partite è stato fino a 2 anni fa sui 4.000, 4.500, poi avevi le partite da 3.500, avevi le partite da 5.000, però diciamo che da 4.000 a 4.500 questo è il nostro target di pubblico. Negli ultimi 2 anni avevamo avuto, in modo particolare ante-Covid, proprio il periodo ante-Covid, una esplosione di entusiasmo in città dove siamo arrivati ad avere una media di 5.500, che voleva dire fare dei 6.500 e fare dei 3.500. Quindi con dei sold out a ripetizione e quindi anche questo ci aveva portato anche una certa tranquillità dal punto di vista finanziario, perché chiaramente il nostro budget il pubblico partecipa al 25%, quindi una voce fondamentale di quello che è una gestione. Quindi il 25% del budget era coperto dal pubblico, certamente sì, dagli incassi del pubblico. E quindi questa è un po' la storia. Ecco, da qua ripartiamo. Dopo il Covid abbiamo avuto prima il 35%, oggi da qualche settimana, un paio di settimane, siamo tornati a 6.000.
Bene, scusa, al 60%, che vuol dire 4.000 persone circa di massima capienza. Purtroppo, ma il comune non è mezzo gaudio in questo caso, tutto lo sport ha avuto una difficoltà a far tornare i propri tifosi al Palazzo dello Sport o addirittura negli stadi, lasciando fuori le eccezioni Milan, Inter, eccetera. Proprio l'altra sera a Bologna il palazzetto dello sport si è riempito l'ultimo quarto d'ora, ma c'erano tante zone vuote. E quindi questo è un problema che secondo me il mondo sportivo ha, di riavere la tranquillità del proprio pubblico ad avvenire, a tornare. Noi abbiamo avuto, secondo me abbiamo un po' messo paura con tutte queste limitazioni che poi sono controlli che sono anche giusti, perché nel momento, come abbiamo passato tutti, dove la mascherina ormai è diventata, se non l'abbiamo ci manca qualcosa, idem vale per un discorso di Palazzo dello Sport. Quindi poi il nostro pubblico è composto sì da tanti giovani, ma anche da tanti tifosi storici, certo, che hanno una certa età, e quindi venire in mezzo hanno avuto un momento, ne ho rivisti tanti, devo dire la verità, nelle ultime partite che abbiamo giocato, però anche lì abbiamo avuto un momento dove la gente andava in protezione e quindi se la guardava comodamente dal suo PC e vedevano la loro partita magari davanti a una pista con gli amici. Questo è il problema. Allora, già nell'ultima partita, noi ne abbiamo fatte 2 di campionato, abbiamo avuto un aumento del 15% rispetto alla prima sulla seconda, però parliamo di numeri che rispetto ai 4.500, parliamo di quello, non delle eccezioni dei 6.000, ma dei 4.500 siamo al 1.500, quindi vuol dire che dobbiamo rifare tutte quelle iniziative. Abbiamo fatto la campagna abbonamenti, abbiamo aperto la campagna abbonamenti con 1.000 posti, anche qua l'ho aperta di 1.000 posti perché mi devo preoccupare anche potrei riaprirla ancora, è vero, ma mi devo preoccupare di un eventuale ritorno, colpo di coda, come è successo negli anni scorsi. Metto dentro 2.000 persone, dopo non riesco più a metterle dentro, chi è che seguo? Tu sì e lui no? Come faccio? Allora, con 1.000... Tu scegli sempre me. No, esatto. No, ma per dire, no, come non è così semplice. No, però un messaggio importante potrebbe essere la sicurezza, cioè certo, garantire al pubblico che al Pala Rubini si guarda la partita in sicurezza. Quindi, ma questo non ci piace, ma già negli anni, anche quando abbiamo avuto quelle mini aperture, noi abbiamo messo i gate per il controllo della temperatura della mascherina, adesso controlliamo il Green Pass. Purtroppo questo ci porta a fare delle file che anche qua il tifoso si scoccia giustamente, però d'altra parte se dobbiamo fare una cosa non è che non la possiamo fare perché poi agevoliamo certe entrate che magari poi passa quello che non ha il Green Pass o cose di questo. Quindi siamo obbligati dalle regole ad attenerci a certe disposizioni e a metterle in funzione. Cioè, quindi auguriamoci che il pubblico di Trieste torni presto al Palasport, esatto, perché lo spettacolo è garantito e perché la sicurezza è garantita. Torniamo al campionato di A1. È evidente, per usare un termine economico, una disuguaglianza distribuita in termini di budget. Non esistono formule come nella NBA per equilibrarle, quindi soltanto il lavoro, il grande lavoro, può permettere di conquistare l'impossibile attraverso il gioco di squadra. Come vedi le avversarie in questo campionato? E come vedi le 2 grandi e poi ci sono le altre, oppure le 2 grandi se la giocano anche con le altre squadre di Serie A? Allora, le 2 grandi secondo me sono fuori portata. Sarà una lotta fra loro 2. Anche Venezia dimostra di essere abbastanza lontana. In questo momento sì, però anche lì penso che Venezia è questa squadra, cioè Venezia rifà ogni anno, fa 2 innesti e cresce sempre. Ha fatto degli anni strepitosi, perché bisogna ammettere che hanno fatto benissimo, e magari poi ci sono anche gli anni che non tutte le ciambelle vengono col buco, purtroppo, e allora, che poi è il bello anche del nostro sport. Per tornare al roster del campionato di A1, io credo che appunto queste 2 squadre siano fuori portata. Vedo una Virtus più fresca, più giovane, più sbarazzina, e vedo una Milano più matura, più quadrata.
Quindi bisognerà vedere quando se la giocano. L'anno scorso, per esempio, Milano è andato bene tutto il campionato, è andato in crisi l'ultimo mese, Virtus ha avuto problemi tutto il campionato, è andato in grande forma l'ultimo mese e ha vinto lo scudetto. Quindi questo è un po' il bello poi del nostro sport, no? Che magari tu fai un campionato da protagonista tutto l'anno, poi ci sono i playoff e ti rigiochi tutto e lì magari ci lasci le penne, come è successo a Milano l'anno scorso. Le altre squadre, andiamo da sotto, chiaramente ci sono delle squadre che hanno dei budget importanti, Venezia è una di quelle che abbiamo appena detto, Brescia è un'altra di quelle che abbiamo appena detto, quindi ci sono state delle società che hanno fatto degli investimenti importanti per poter essere, diciamo, le seconde linee, poi ci sono le terze linee, lì c'è un grande equilibrio. Ma il campionato di A1 è un campionato dove esperienza insegna, ma la storia insegna, che basta veramente fare un passo falso e rischi di mettere in discussione tutto quello che tu stai facendo a seguito di quel passo falso, perché tu perdi in casa con la squadra che devi battere. Viene Milano, vai a Bologna, vai a Venezia, viene Brescia che magari deve rifare, che fa bene quella partita, perdi 5 partite di fila, comincia la confusione. Comincia il tourbillon, l'allenatore non va bene, l'americano non va bene, comincia a cambiare i giocatori. Questo è il sistema. La 1 però non ti regala niente. È per quello che prima ho fatto il discorso che voglio che la squadra affronti il Tortona in un certo modo, perché questo è un campionato dove tu perdi una partita che sulla carta devi vincere e poi dopo vai dentro a un tourbillon che non dobbiamo andare in quel tourbillon, in parole povere. Chiaro. Parliamo un momento di Olimpiadi, di nazionale. La nazionale ha sorpreso tutti, perché la partita contro la Serbia nessuno se l'aspettava e la qualificazione alle Olimpiadi nemmeno. Poi abbiamo fatto 2 partite importanti e abbiamo abbandonato il parquet a testa alta contro la Francia. Una domanda, abbiamo notato che quest'estate gli italiani hanno vinto tutto, però hanno vinto più facilmente quelle discipline dove si misuravano nella programmazione, nell'allenamento con la velocità, con l'altezza, con il peso, mentre gli sport di squadra hanno peccato, sono arrivati in ritardo. Secondo te la pandemia ha impedito una programmazione, soprattutto per gli sport di squadra, dove c'è il confronto atletico, dove c'è il confronto fisico, che non è stato potuto gestire durante il periodo della pandemia e ha favorito invece chi lottava contro il tempo, contro l'altezza e contro il peso? Intanto un singolo si può allenare da singolo, una squadra si deve allenare insieme e quindi purtroppo l'anno scorso vi faccio un nostro esempio. Noi abbiamo avuto un caso al giovedì mattina, al sabato ne avevamo 10. Quindi abbiamo perso 2 mesi, abbiamo dovuto recuperare tutto quello. Poi siamo riusciti a recuperare, per l'amor di Dio, perché i risultati... Però in quei 2 mesi sembravamo, al Palazzo dello Sport era un deserto. Noi gestiamo l'impianto, l'Allianz Dome, e lo gestiamo noi come società, e non sentire il pallone battere, viviamo quindi il Palazzo dello Sport, perché abbiamo gli uffici lì e compagnie varie, e non sentire il pallone era una cosa stranissima per tutti. Questo sicuramente va a scapito di un risultato finale, quindi probabilmente le squadre, quello che sono gli sport di squadra, hanno pagato un po' tutti questo momento di questo problema. Dopo viene fuori la classe, noi l'Italia, io credo che in tutti gli sport che fa di squadra, e che cos'è che i valori che hanno? I valori che hanno sono la grande determinazione, la grande voglia, la voglia di riscatto, tutte quelle cose che ci fanno sopperire a un gap fisico, vedi proprio contro la Francia, dove hanno in campo 5, 6, 7 di colore con dei fisici che fanno paura e noi da poveri bianchi dobbiamo sopperire con la tecnica, con la voglia, con la disperazione, no? Per certi versi. E quindi abbiamo pagato dazi in questo senso. Però invece il centrometrista basta che si alleni lui, basta che abbia il preparatore che lo gestisce, esatto, e ottiene il suo. Basta che abbia 100 metri per poter provare a fare le corse. Se poi addirittura ho visto si allenavano in garage, questi ragazzi che facevano queste specialità, hanno vinto le medaglie d'oro. Hanno vinto le medaglie d'oro, si allenavano in garage. Quindi sono stati purtroppo favoriti. Favoriti no, però hanno fatto un ottimo lavoro, esatto, hanno potuto mantenere il lavoro che hanno fatto. E noi invece, da questo punto di vista, credo che un po' tutti abbiamo avuto questo
tenete conto che noi quest'anno siamo partiti, siamo andati in ritiro, il giovedì mattina Banks era positivo e siamo tutti vaccinati, perché da noi sono tutti vaccinati, certo. e questa cosa importantissima. Ma per farvi un paragone in questo momento dove vedo a Trieste purtroppo abbiamo un po' di confusione da questo punto di vista, abbiamo i ragazzi che Banks ha avuto il giovedì mattina positivo, al martedì mattina era già negativo. Nessun compagno di squadra ha preso il Covid, neanche il compagno di camera, quindi è tutto dire. E questo però Banks è tornato in forma vera una settimana fa, perché poi un po' ti debilita, non vai ricoverato, non vai intubato, non vai eccetera, ma però abbiamo fatto una cosa, abbiamo avuto il riscontro. L'anno scorso il nostro americano ebbe al giovedì mattina, il sabato, come ho detto prima, 10, e quindi questo problema è stato grosso da risolvere. Poi l'abbiamo risolto, perché come al solito... Certo, i protocolli li rispettate certo. E quindi lavorate in sicurezza. In questa trasmissione abbiamo l'ambizione di leggere il presente, di guardare il futuro e di divertirci un po' col passato. Prima di divertirci col passato, mi piaceva guardare al futuro. Basket Trieste è il vostro settore giovanile, avete preso un importante responsabile del settore giovanile, Comuzzo, e il basket femminile lo state sostenendo attraverso questa forma di collaborazione con Futurosa. Quindi come vedete il futuro del basket giovanile a Trieste e il futuro del basket femminile? Allora, il futuro lo vedo bene, perché proprio ieri sera ho fatto una riunione con Stefano dove abbiamo parlato un po' di quello che è dopo 40 giorni di lavoro, ed è molto contento di quello che dalla voglia che questi ragazzi stanno mettendo sul campo. Abbiamo qualche promessa che possono diventare dei giocatori, e quindi il lavoro di Stefano sicuramente per me è superlativo. Io lo conosco bene dall'esperienza che avevo fatto in Snaidro proprio qui a Udine, e quindi... Tu sai che quando citi quel nome per me vengono i brividi. Mi fa piacere. Ma quando ho saputo che non era confermato da Venezia, chiaramente il settore giovanile nostro è gestito direttamente da Basket Trieste, che è la fondazione di Trieste, e parlandone con Paolo Sant'Angelo gli ho detto: guarda, c'è un allenatore molto importante, noi eravamo già strutturati, avevamo Pecile come responsabile, che però mordeva un po' il freno perché gli stava un po' stretta come posizione. Avevamo fatto delle scelte diverse per quanto riguardava la prima squadra, e quando la fondazione ha saputo di questa cosa, di questa possibilità di prendere Stefano Comuzzo, che era poi già stato a Trieste gli anni con Boniciolli a fare l'assistente, e quindi hanno pensato, abbiamo, mettetela come volete, pensato che fosse un salto di qualità importante per il nostro settore giovanile. Quindi questa è la dimostrazione che ci crediamo molto nel settore giovanile, anche perché Trieste ha sempre avuto delle grandi soddisfazioni del proprio settore giovanile. È inutile che faccia i nomi di Tonut, Rosier, Coronica, tutti i ragazzi che sono venuti fuori dal nostro settore giovanile. E quindi ci crediamo. Basket femminile, sfondiamo una porta aperta. Io ho corsi e ricorsi nella mia carriera. Quando smisi la prima volta con la Pallacanestro Reggiana, che rientrai in banca dopo il periodo di giocatore bancario, e lì mi chiamarono a dare una mano, come si diceva in quel tempo, a questo gruppo che c'era a Reggio Emilia di squadra femminile, e ottenendo dei buoni risultati. 3-4 anni ottenemmo degli ottimi risultati. Dalla 2 andammo in A1, l'allenatore era Max Benetti, quello che oggi è Treviso, e quindi Lollo Serventi, quello che oggi, l'anno scorso era la Virtus e oggi è in un'altra squadra di A1 sempre femminile. Quindi insomma avevamo fatto un buon lavoro, e quindi un po' di storia ce l'ho. Poi, finita l'esperienza di Udine, purtroppo l'ultimo anno malissimo, io dissi che non volevo più fare questo lavoro, perché c'ero rimasto veramente molto Però male. gli anni precedenti benissimo, Sì, perché siamo andati molto bene, anche ai playoff. Playoff, partite, coppe e compagnia. Esatto. Però purtroppo l'ultimo anno qualsiasi cosa toccavamo, stavo nel posto 2 giorni, il terzo giorno era già giù di posto un'altra volta, quindi è stato un anno veramente bruttissimo. E ho fatto questa esperienza di 4 anni di direttore generale alla Lega Basket Femminile, quindi corsi e ricorsi, no? Nel senso che è un movimento che secondo me non è importante come la 1 o come la 2 maschile, però ha futuro. Oltretutto, se guardiamo una partita di 15 anni fa, 10 anni fa,
delle squadre femminili e la guardiamo oggi, il basket femminile è diventato veramente molto, è cresciuto tantissimo da questo punto di vista. Sta di fatto che avevamo giocatrici che giocavano nell'NBA femminile, WBL, là, quella americana, tipo Zandalasini, cioè, avevamo diverse giocatrici che giocavano in questi livelli qua. Quindi si è alzato tanto il livello, poi Fenerbahce, eccetera. Quindi il basket femminile secondo me ha futuro. Poi un po' dobbiamo simultare quello che sta facendo il calcio, che come vedete la Juventus c'è la squadra femminile, il Milan c'è la squadra femminile, ormai tutta la A1, la A di calcio c'è la squadra femminile, e anche la pallacanestro, se ci pensate, c'è Umana Reyer che c'è la squadra femminile, Virtus Bologna che c'è la squadra femminile, Sassari c'è la squadra femminile. Quindi secondo me arriveremo ad avere questo squadra femminile e squadra maschile, anche perché ci sono tante sinergie. Il fatto che si può giocare prima della nostra partita, il fatto che si possono fare tante cose insieme anche a livello di marketing, a livello di produrre, perché il mondo femminile è un mondo che aiuta anche in questo senso. Quindi mettere insieme una squadra femminile e una squadra maschile, chiaramente con le dovute distanze, ok, per evitare ogni tipo di problema, però portare avanti una squadra societaria da questo punto di vista per me è molto importante. Con Futurosa io ho trovato una società super organizzata, molto bene, con gente appassionata che ci crede, che fa un ottimo lavoro. Sono in Serie B, ma io non ho ambizioni di serie, ok? Penso che possono anche pensare di venire su, di fare la 2, e quindi ci credo. Per me il futuro potrà essere anche continuare, io adesso li sto aiutando in questo senso. Blue Energy è una sponsorizzazione che loro hanno fatto e che ci siamo noi tolti qualcosa per dare a loro perché potessero crescere ulteriormente, e dare a Blue Energy anche una buona visibilità, perché loro sono molto bravi da questo punto di vista. Quindi queste sono proprio le sinergie che possono portare a... Io ci credo, in proiezione futura non credo, non dico domani, ma penso che domani l'altro si possa pensare di fare delle ottime cose. So che questo è avvenuto anche a Udine. Anche a Udine, sì. Esatto, sì, che hanno fatto questa, diciamo... un'associazione temporanea di scopo. Esatto, e questa è una cosa bellissima, come vedete, e credo che sia questo il futuro. E siamo sulla strada giusta. Ecco, vorrei riprendere un momento il discorso del settore giovanile. Il settore giovanile a Trieste è un modello esemplare per tutta Italia, perché tante sono le squadre e tanti sono gli allievi, i giocatori che sono venuti fuori dal settore giovanile della zona di Trieste. Ma il motivo principale è perché c'è un rapporto con le scuole migliore, oppure perché ci sono ancora i ricreatori che permettono ai ragazzi di avvicinarsi al campetto e di crescere e di innamorarsi di questo sport? Guarda, è un po' di tutto. Tutto quello che hai detto è tutto importante, perché in queste cose non è che si può fare dalla sera alla mattina. C'è la storia, c'è l'altezza, che magari in Friuli sono un po' più alti e questo aiuta, c'è il traino, perché anche avere una squadra in A1, il bambino che viene a vedere diventa imitativo. L'esempio, esatto, e questo è molto importante. O 1 o 2 è fatta come lo sta facendo Udine, è importante anche quello come traino, importantissimo. Poi è vero, abbiamo fatto il lavoro nei ricreatori, abbiamo fatto il lavoro nelle scuole, che devo dirti... Avete un progetto scuola come Trieste, che lo riprenderete adesso? Bravo. Era stato sospeso per la pandemia. Per forza. Ma idem con i ricreatori. Cioè, abbiamo avuto veramente un anno dove siamo dovuti rimanere tutti chiusi dentro gli uffici, e quindi questo secondo me si ricollega anche un po' al discorso del pubblico. Il fatto di avere un calo di pubblico, e dobbiamo ricominciare a fare quelle cose che facevamo 1 anno e mezzo fa, 2 anni fa, che però non si fanno dalla sera alla mattina. Ci abbiamo messo anni a fare, andare nei ricreatori, andare alle scuole, andare a visitare le altre società, a fare le riunioni con le altre società. E qui un grande lavoro, devo dare merito, ho trovato quando sono arrivato, fu fatto da Matteo Boniciolli quando appunto era a Trieste, che riuscì a creare, finché andarono d'accordo, perché poi anche qua dopo nascono degli altri problemi di convivenza che non sono sempre facilissimi da risolvere, che creò un'unione di tutte queste società a produrre giocatori utili per... Sta di fatto che Ruzzese giocava all'Azzurra, che Tonù giocava all'Azzurra, poi era venuto a giocare da noi, e qua che è cominciato tutto il lavoro che poi abbiamo incassato anche noi e stiamo incassando tuttora.
Bene, allora ripercorriamo un po' la storia. Hurlingham, Stefanel, il Pala Rubini, Allianz Dome. aspetta, prima c'è Alma, poi Allianz sì. Dome. Ci Sì. sono 2 ere di Mario Ghiacci. Sì. Ci racconti la prima era di Mario Ghiacci? Allora, la prima era di Mario Ghiacci... In abbinata con Cesare Pancotto anche. Bravo, sì. Allora, la prima era di Mario Ghiacci Trieste è stata nata nel 2001, venivo da 4 anni, come ho detto, che ero entrato in banca, e per passione seguivo questa squadra femminile di cui parlavo prima. Ricevo una telefonata, allora, il mio mentore, tra virgolette, è stato Angelo Baiguera, nel senso che suggerì il mio nome a Roberto Cosolini, allora presidente della squadra di Pallacanestro Trieste, e suggerì il mio nome, che lui cercava un manager, e Angelo Baiguera gli disse: guarda, se tu vuoi prendere una persona giusta, devi prendere Mario Ghiacci, che è 4 anni che non fa più il manager. Roberto Cosolini, ci siamo incontrati a Portogruaro, al centro commerciale di Portogruaro, e mi piacque subito. Io con lui ho un ottimo rapporto tuttora, e quindi decisi di lasciare la banca per l'ennesima volta e sono partito con la Pallacanestro Trieste. Ho fatto 2 anni stupendi, dove ho trovato Cesare Pancotto, che era già qua. Abbiamo fatto 2 anni bellissimi, il primo in modo particolare, il secondo un po' meno, ma sempre comunque ad alto livello. E poi nella vita succedono delle cose strane. Il mio presidente, ex presidente di Pallacanestro Reggiana, andò a fare il presidente alla Reggiana Calcio e mi chiamò per fare il direttore alla Reggiana Calcio. Con la gestione dello stadio, quindi sì, era già avanti. Sì, era avanti. Fu lo stadio costruito da Dalcin. Mi ricordo, Dalcin, che portò Zico a Udine. Esatto, proprio lui. Grandi innovatori. Sì. E io lì fui, voi mettetevi nei miei panni, avevo fatto 2 anni bellissimi, stavo benissimo a Trieste, città che per me è molto bella, e mi aveva dato delle grandi soddisfazioni. Però pensare di andare nel mondo del calcio, allora avevo circa 50 anni, adesso ne ho un po' di più, e andare nel mondo del calcio, che è un mondo comunque per uno sportivo, un mondo dorato, un manager che va dallo sport, passa dal basket al calcio, è sicuramente un salto in avanti. Nella tua città, dove magari eri venuto via da Pallacanestro Reggiana con un po' di magone, perché quando si viene via dalle società capisco tutti quelli che vanno via, io l'ho provato e quindi anche lì. Avere la possibilità di tornare in questo modo è stata una scelta che ho fatto. Devo dirvi che per me non è stata un'esperienza positiva, nel senso che è un mondo difficilissimo, il mondo della Serie C, poi allora eravamo in Serie C, un mondo dove io ho sofferto molto, e quindi alla fine dell'anno poi sono rientrato, sono andato a Varese per poi venire a Udine i 4 anni. Quindi i 2 anni che ho fatto qua a Trieste, sponsorizzati il Coop Consumatori Nord-Est, con Roberto Cosolini, sono stati bellissimi. Si è conclusa così. Il mondo del calcio mi ha attirato e ci ho provato, poi dopo sono anche rientrato. Bene, noi siamo contenti che tu sia ritornato sul nostro territorio, perché porti innovazione, porti conoscenza e porti anche equilibrio in questo movimento cestistico. Concludo con un domandone. Il domandone è questo: noi immaginiamo che la nuova generazione, che è una generazione Erasmus, quindi mente aperta, che viaggia al mondo, sia capace di superare i provincialismi, i campanilismi tra le varie città, tra le varie province della nostra regione. Quindi immaginiamo che questo Erasmus People sogni di vincere uno scudetto. Cioè noi cestisti, amanti del basket, desidereremmo vincere qualcosa a livello regionale. Che cosa si dovrebbe fare per poter vincere? Cioè l'idea di aggregare le squadre e avere un'unica rappresentativa del Friuli Venezia Giulia, visto che il Friuli Venezia Giulia ha sempre alimentato le grandi squadre nazionali. Si potrebbe immaginare questo oppure è utopia? Per me è utopia. Nel senso che, allora, intanto quando mi fai queste domande mi viene in mente la mia età, no? Nel senso che io comincio già a essere un anziano, e devo dirti che pensare che Udine vada in un palazzetto dello sport a Monfalcone insieme a Trieste la vedo dura, la vedo difficile. Il campanilismo poi comunque è
è una cosa che mette il sale sulla coda, no? Nel senso, è anche bello. Io ho avuto la fortuna di viverle tutte e due queste situazioni, no? Ho vissuto 4 anni a Udine, ho fatto i primi 2 anni a Trieste, adesso sono 8 anni che sono a Trieste, quindi ho vissuto tutte e due le realtà. Ma pensare di accomunare, dove in tutte e due ho ancora tante amicizie, e anche amicizie ultras, no? Se vogliamo, Stefano Capitano è uno di quelli e Andrea Mariotti un altro, no? Che sono i due con i quali sono veramente, ho un bellissimo rapporto e ho una relazione, però pensare che magari davanti a una birra possiamo stare insieme, ma quando mettiamo la maglia arancione e la maglia o nera, no? E la maglia rossa nostra, pensare che tutti e due tifano nello stesso cosa lo vedo molto dura. Però non perdiamo di vista questo obiettivo, perché potrebbe essere un obiettivo... Però io invece credo che il Friuli Venezia Giulia abbia la forza, il potere anche economico, perché le società ci sono che possono aiutare a crescere tanto queste cose. Perché poi non è detto che devi essere sempre Milano o Virtus con dei budget da 30 milioni di euro per vincere i scudetti. Venezia insegna. Reggio Emilia è arrivata 2 anni per consecutivi in finale scudetto e una l'ha persa perché Cinciarini ha sbagliato un tiro da sotto comodissimo, che forse non sbagliamo più neanche io e te oggi. Cioè, purtroppo però poi nello sport è proprio chiaro, così, non è un'accusa a Cinciarini per l'amor di Dio, ma è per l'episodio in sé che sto parlando. E quindi perché no? Perché non sognare di fare dei campionati da protagonista? Ripeto, Venezia l'ha vinta. Venezia ha il budget è la metà di quello che ha Virtus o di quello che ha Milano, poi non ne parliamo. Quindi, secondo me, dobbiamo continuare a sognare invece. Io questo sono sempre stato un sognatore, anche se ho detto prima che sono anziano, lo sono ancora, vivo ancora così. E quindi è proprio, dobbiamo continuare a crederci, ma noi abbiamo bisogno dell'imprenditoria del posti. Udine vedo che si è unita, ha fatto il consorzio, noi anche stiamo cercando. Il problema è che Trieste rispetto a Udine ha il 50% di aziende, se non anche meno, in proporzione da andare a chiedere. Allora se Udine va a chiedere a 50 aziende, io ne vado a trovare 20, le risposte sono più o meno quelle, io ne ho 3, loro ne hanno 10. E quindi a Trieste facciamo più fatica a mandare avanti questo. Però io ho notato dei segnali di apertura, ho partecipato a una partita della Pallacanestro Trieste 2 anni fa, ho partecipato a diverse partite, però ricordo un momento da brivido, perché era appena successa l'uragano che aveva devastato i boschi della Carnia, e tutto il palazzetto di Trieste, all'epoca c'erano 6.200 persone, si sono alzati in piedi e hanno applaudito e avete donato, mi pare, l'incasso alla Carnia, quindi c'è un'apertura verso no, ma da questo punto di vista direi il superamento di questi campanilismi. No, aspetta, non confondiamo le due cose. Magari non c'è odio, c'è per me è una cosa molto bella. Io ho vissuto Bologna. C'è competitività. Sì, ma poi anche un po' lo sfottò, il bello dello sfottò, il bello che la squadra, a volte nei derby la squadra inferiore batte la squadra superiore, ma perché io vengo anch'io da questa cultura. Io sono stato 30 anni a Bologna, ho vissuto a Bologna 30 anni, quindi ho vissuto Virtus, Fortitudo. Virtus erano i ricchi, Fortitudo erano i poveri, no? Era la parrocchia. E Fortitudo faceva marcire anche la grande Virtus quando facevano i derby. E questo poi nei bar si prendevano in giro uno con l'altro. E non dobbiamo trascendere nella violenza, su questo proprio contrarissimo, ma un po' di sfottò, un po' di... Ci sta. Certo, Ci sta. È il bello del nostro... Bene, aspettando il tricolore in qualsiasi categoria, ringraziamo Mario Ghiacci per aver conversato con noi e per averci raccontato la pallacanestro in generale e la pallacanestro di Trieste in particolare, con la propria autorevolezza e il proprio sapere. Noi ci rivediamo la prossima settimana con un altro ospite prestigioso che rappresenterà la Serie A2 della nostra regione. Grazie. Grazie a voi, buona serata.